Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Grosso incendio nello stabilimento Ecomac ad Augusta, una nube nera si è alzata nel cielo del siracusano a bruciare rifiuti e soprattutto plastica compattata. Paura per il rischio diossina, i sindaci alla popolazione: restate a casa. Borsellino, ritrovati i brogliacci sulle intercettazioni dell'inchiesta Mafia Appalti. Si trovavano in 4 buste di colore giallo con ancora i timbri della Guardia di Finanza. 8 anni la condanna per un ministrante della parrocchia salesiana di Gela, un altro caso di abusi su minori che scuote la diocesi di Piazza Armerina, che rompe il silenzio e manifesta la sua vicinanza alle vittime. Bancarotta fraudolenta, le fiamme gialle di Catania sequestrano beni e conti per 10 milioni di euro alla president di Aci Castello. Al via la stagione dei saldi, il caldo non incoraggia gli acquisti seppur con prezzi scontati, una spinta alle vendite viene dai tanti turisti che affollano la Sicilia. Catania aumenta la povertà, 15.000 interventi della Caritas in un anno, la maggior parte dei bisognosi sono siciliani. L'arcivescovo Renna: occorrono anche altri aiuti. Calciomercato, a Palermo si attende la fumata bianca per Elia, per l'esterno di attacco pronto un contratto triennale in rosanero. A Catania delusione per l'addio di Inglese ai colori rossazzurri, società a caccia di 2 attaccanti. E come avete sentito, una grossa nube nera che ha invaso il cielo nel siracusano, un incendio è divampato nello stabilimento Ecomac di Augusta, in fiamme rifiuti e soprattutto plastica compattata. Impegnati i vigili del fuoco e la protezione civile, la stessa situazione era accaduta nel 2022. Paura, diossina, i sindaci alla popolazione: restate a casa. Francesco Aloi. Questa è la nube di fumo visibile anche da Catania e Siracusa. Ad andare in fiamme lo stabilimento Ecomac di Augusta. Qui si smaltiscono rifiuti speciali, non pericolosi. Le balle di plastica compattata sono quelle che bruciano di più. Spegnerle è difficilissimo. Non sono bastate ore e ore di intervento di vigili del fuoco e protezione civile. Sui social le immagini fanno il giro del mondo e la paura diossina corre veloce. Non è la prima volta che un incendio del genere si sviluppa nella stessa azienda. Queste sono le immagini del 2022. Restate a casa è l'appello dei sindaci. È un fatto grave che non può passare inosservato e su cui chiederemo massime spiegazioni e analisi di ciò che è accaduto. Nel frattempo ora è il momento di stare vicino ai vigili del fuoco che stanno facendo di tutto per domarlo e porre condizioni di sicurezza per tutta la popolazione. Intanto dall'ARPA si attendono i campionamenti sulla qualità dell'aria. E i vigili del fuoco, assieme ai forestali e alla protezione civile, sono stati impegnati in 15 incendi divampati oggi in Sicilia, di cui solo 5 in provincia di Agrigento. A Palermo, per tutta la giornata di domani, la protezione civile prevede l'allerta rossa per il caldo, con temperature massime di 35 gradi percepiti. Il rischio incendi è di pericolosità media. E voltiamo pagina. Ritrovati i brogliacci delle intercettazioni dell'inchiesta Mafia Appalti, che secondo alcuni sarebbe il vero movente della strage di via D'Amelio, costata la vita al giudice Paolo Borsellino. Si trovavano in 4 buste di colore giallo con ancora i timbri della Guardia di Finanza, ricoperti di polvere e lasciati a terra. Manlio Viola. 33 anni in un armadio della procura di Palermo senza che alcuno sapesse cosa fossero. Sono le bobine delle intercettazioni a carico di presunti mafiosi Antonio Buscemi e Francesco Bonura, dell'imprenditore e politico Ernesto Di Fresco, dei vertici del gruppo industriale Ferruzzi, gli imprenditori Raul Gardini, Lorenzo Panzavolta e Giovanni Bini. Si tratta di intercettazioni ritenute irrilevanti dalla procura in quegli anni e per le quali era stato emesso un ordine di distruzione. In un'altra stanza, a terra, ancora dentro 4 buste gialle con i sigilli della Guardia di Finanza,
Finanza c'erano i brogliacci di quelle intercettazioni. A trovarli è stata sempre la Guardia di Finanza, ricostruendo il lavoro di quegli anni nell'ambito di una inchiesta della Procura di Caltanissetta, secondo la quale il vero motivo della strage di Via D'Amelio, che il 19 luglio del 92 costò la vita a Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, andrebbe ricercata proprio in quella inchiesta che venne insabbiata. Il ritrovamento è arrivato al termine di ricerche durate più di 2 anni e che hanno comportato la consultazione di 2000 faldoni con centinaia di migliaia di pagine di documenti. I PM nisseni mesi fa hanno iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento a Cosa Nostra l'ex pubblico ministero antimafia di Palermo Gioacchino Natoli e l'ex procuratore Giuseppe Pignatone. L'ipotesi formulata era che Natoli, su input di Pignatone e dell'allora capo della procura Pietro Giammanco, ormai deceduto, avesse ordinato la distorsione delle intercettazioni e dei brollacci dell'inchiesta nel tentativo di affossare gli accertamenti sul costruttore. La difesa dell'ex PM però dimostrò che in realtà quella della distorsione era un provvedimento prestampato che all'epoca veniva usato in tutti questi casi. Ma l'ordine di distruzione non fu mai eseguito e adesso il ritrovamento dei brogliacci consentirà alla magistratura nissena di capire se quelle intercettazioni fossero in realtà molto rilevanti. I membri azzurri della commissione antimafia guidati da Maurizio Gasparri oggi chiedono di poter leggere quei brogliacci nell'ambito dell'indagine proprio dell'antimafia nazionale su questi misteri d'Italia. Un altro caso di abusi su minori scuote la diocesi di Piazza Armerina. Stavolta non si tratta di un prete ma di un laico, un ex ministrante della parrocchia salesiana di Gela, condannato a 8 anni. Inquietante il contesto mentre la diocesi rompe il silenzio e manifesta vicinanza alle vittime. Genere Italia. Un'altra condanna per abusi sessuali su minori nella diocesi di Piazza Armerina, già travolta da scandali e processi. Questa volta sotto accusa non c'è un sacerdote, ma un ex ministrante della parrocchia salesiana di Gela. L'uomo è stato riconosciuto colpevole dalla Corte d'Assise di Caltanissetta. 8 anni di reclusione per aver abusato di una ragazza minorenne, approfittando dell'ambiente protetto della chiesa per isolarsi con lei in una delle stanze. I fatti sono emersi anni dopo, quando la vittima, ormai maggiorenne, ha trovato il coraggio di denunciare, accompagnata dai genitori. Il pubblico ministero aveva chiesto 12 anni e mezzo, la Corte ha ridotto ma ha confermato la piena responsabilità. Il risarcimento è stato riconosciuto, ma a inquietare ciò che è emerso in aula. L'uomo era già stato segnalato e allontanato, poi inspiegabilmente riammesso. Una gestione opaca che si va ad aggiungere agli altri procedimenti in corso, quello che ha visto la condanna in appello per abusi di Don Rugolo e quello che vede imputati per falsa testimonianza il vescovo Rosario Gisana e il vicario giudiziale Don Vincenzo Murgano. Intanto la diocesi rompe il silenzio, annuncia una condanna canonica per Rugolo e ribadisce in una nota la vicinanza alle vittime e invita chi ha subito abusi a rivolgersi agli organismi ecclesiastici. Ma Antonio Messina, l'archeologo che ha denunciato il prete ennese condannato in appello a 3 anni, denuncia: il vescovo era a conoscenza di altri abusi e non ha fatto nulla. Altro che vicinanza, dice. In aula hanno provato a screditarmi. Se vuole davvero stare dalla parte delle vittime, lo dimostri nel processo che lo attende. Anche il suo legale, l'avvocata Eleanna Parasiliti, avverte: la diocesi non è ancora stata scagionata, potrà rispondere in sede civile e il giudizio della Corte sul comportamento del vescovo rimane grave. Un'inchiesta che non si chiude con le sentenze ma apre nuovi interrogativi e nuove ferite. Fondi distratti a favore di una nuova società, sequestro milionario per i vitali del President Park Hotel di Aci Castello in provincia di Catania, accusati di bancarotta fraudolenta, sigilli per un valore di 10 milioni di euro. Desiree Ferlito. Sequestro milionario per i vitali del President Park Hotel di Aci Castello, accusati di bancarotta fraudolenta. I sigilli sono scattati, oltre che per i beni mobili e immobili, anche su conti correnti, per un valore di almeno 10 milioni di euro. Il GIP di Catania ha ordinato il sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza della società President SRL. Il nucleo di polizia economico-finanziaria etnea ha appurato che gli amministratori e soci della società Resident Vampolieri SRL, a cui fa capo la struttura ricettiva di Aci Castello, mediante un'operazione societaria di scissione avrebbero distratto il patrimonio aziendale del valore di 10 milioni di euro a favore di una società di nuova costituzione riconducibile agli stessi soci, denominata President SRL. Dato questo che metterebbe in luce il fatto che l'impresa avrebbe eroso totalmente le sue risorse. Gli inquirenti avrebbero riscontrato alcune operazioni dolose che avrebbero aggravato lo stato di crisi della Resident Vampolieri SRL, causandone il dissesto definitivo. Salvatore e Angelo Ubaldo Vitale sono accusati di bancarotta fraudolenta aggravata dal danno di rilevante entità. La President SRL è stata affidata a un amministratore giudiziario.
E il Tribunale di Trapani ha condannato a 6 anni l'imprenditore Leonardo Isca e a 8 mesi pena sospesa 2 ex vigili urbani e l'ex sindaco di Calatafimi Vito Sciortino nel processo scaturito dall'inchiesta Fimes del 2021 legata alla gestione dei parcheggi del Parco Archeologico di Segesta. Isca è stato ritenuto colpevole di corruzione e falso, mentre gli altri 3 avrebbero effettuato irregolarità nei controlli e ricevuto favori. E cambiamo completamente argomento. Iniziati oggi i saldi, una partenza rallentata però dal forte caldo e dalla voglia di mare dei siciliani. A Palermo e Catania si cercano le prime occasioni. Marco Gullà. Shopping o mare? Questo è il dilemma. Nel primo giorno dei saldi, il grande caldo che avvolge la Sicilia potrebbe rallentare la partenza. Qui siamo in via Ruggero VII a Palermo. C'è già chi vuole approfittare delle prime occasioni. Abbiamo iniziato piano piano, diciamo abbordabili. Abbiamo un budget preciso, quindi vediamo un pochettino cosa ci interessa e poi magari poter fare delle buone spese. Secondo le stime dell'ufficio studi Confcommercio, la spesa media per nucleo familiare si attesterà intorno ai 155 euro, in linea con i 160 euro dello scorso anno, generando un giro d'affari complessivo di circa 280 milioni di euro. L'acquisto medio pro capite in Sicilia è stimato intorno ai 75 euro. I saldi estivi sono una grande occasione, possono dare ossigeno alle imprese, spingere i consumi e orientare al meglio la prossima stagione primavera-estate 2026. Una spinta al commercio estivo la potrebbero dare i tanti turisti che arriveranno nell'isola in queste settimane. Qui siamo a Catania, in via Etnea, discreta affluenza sin dalle prime ore del giorno. Quello che è rimasto nel portafoglio, sui 100-150. Cosa comprerai? Da vestire, borse e scarpe. Bisogna fare attenzione perché non conoscendo i prezzi, poi cambiano il prezzo, cambiano i cartellini, quindi bisogna stare molto attenti. 30% di sconto per un costume secondo me va bene. Ora si può andare a mare? No, ora devo andare a lavoro in realtà, quindi spero di fare lo stesso, che vengano tanti clienti anche nel mio di negozio. E rimaniamo a Catania, dove però nel polo comunale di via Azzurria si aggirano predatori scatenati. L'area divenuta un parcheggio notturno e ostaggio della criminalità. Tonino De Mana. Grondaie, chiusini, motori dei condizionatori e ferraia varia. Negli uffici comunali di via Azzurria a Catania si ruba di tutto e si depreda di tutto. A lanciare l'allarme sull'emergenza criminalità è direttamente la Nuoto Catania, che gestisce l'impianto sportivo e che, nelle ore serali, diventa spettatrice di ignobili atti criminosi. Abbiamo trovato delle armi, abbiamo trovato della droga, troviamo continuamente merce che è stata rubata ai vari turisti all'interno della città e non mancano, ahimè, i posteggiatori abusivi. Le botole che vi mostriamo sono servite per depositare portafogli, borse ed oggetti scippati o rubati dalle auto in sosta. La pedonalizzazione del Castello Orsino ha indotto l'amministrazione comunale a trovare e reperire proprio in via Azzurria 67 un'area di parcheggio dalle 23 alle 2 di notte. Da quel momento sbarralzata e accesso libero anche ai delinquenti. La chiusura dei cancelli sicuramente sarebbe una soluzione, come lo è stato tempo addietro. Ci affidiamo al sindaco per per trovare una soluzione. La vigilanza resta l'unica soluzione, ma il comune riuscirà a garantire i controlli? Sicilia nel libro nero del gioco d'azzardo online, con le città di Siracusa, Messina e Palermo, l'illusione che una vincita possa risolvere in un solo colpo i problemi economici porta in realtà una perdita per gli italiani di circa 23 miliardi. Veronica Barbarino. 157 miliardi, pari al 7,2% del PIL italiano nel 2024. Sono i numeri del gioco d'azzardo in Italia. Lo afferma la terza edizione del Libro Nero dell'Azzardo, presentato da CGIL, Federconsumatori e Fondazione Iscon. Un numero in crescita rispetto all'anno precedente, soprattutto per il gioco online, che vede Isernia prima in classifica e tra le prime 10 le siciliane Siracusa, Messina e Palermo. L'illusione che una vincita possa risolvere in un colpo solo i propri problemi economici porta una perdita per gli italiani di circa 23 miliardi. Giocare online è più facile e le piattaforme di gioco favoriscono le ludopatie, che è un problema per il quale i eserti in Italia sono ancora scarsamente attrezzati. Si registra il superamento del canale online su quello fisico, soprattutto nel centro-sud, dove la malavita organizzata utilizza l'azzardo in remoto come modalità conveniente per il riciclaggio di capitali sporchi.
Bisogna rafforzare le strutture che curano le ludopatie, ma anche smantellare questa vergognosa filiera di riciclaggio del denaro sporco tramite il gioco legale. Purtroppo all'orizzonte non vediamo provvedimenti in queste due direzioni. Secondo anche la CGIL, occorrerebbe una legge quadro nazionale che detta disposizioni per la prevenzione della patologia, per la cura e la tutela sanitaria, sociale ed economica dei giocatori. Adesso c'è la pubblicità, poi torneremo, vedremo il settimo report della Caritas, ma anche le immagini del Pride a Catania. Il settimo report della Caritas fotografa una città di Catania in difficoltà. Il 51% di chi chiede aiuto è italiano. Nel 2024 oltre 4.000 gli interventi in più rispetto al 2023. Monsignor Renna dice aiuto e ascolto, prossimo obiettivo, l'apertura del dormitorio. Tonino De Mana. 350 persone al giorno all'Help Center della Caritas di Catania. Il 51% di chi chiede sostegno è italiano. Nel 2024 garantiti ben 4.000 interventi in più rispetto all'anno precedente. Sono i numeri del settimo report della Caritas che fotografa una situazione allarmante. I nuovi poveri parlano italiano, spesso sono disoccupati oppure alle prese con dipendenze, povertà abitativa, separazioni e problemi giudiziari. Per tutti c'è il supporto dell'Help Center che garantisce 2 pasti al giorno, colazione e cena, ma anche vestiario, alimenti per l'infanzia e, perché no, ascolto. Non si tratta semplicemente di mettere un pane nelle mani delle persone, ma anche di creare con loro delle relazioni, di incrociare i nostri sguardi con queste persone, ed è quello che si cerca di fare continuamente. Abbiamo bisogno di sviluppare altri progetti, soprattutto il progetto del dormitorio. Un cuore che vede dove c'è bisogno di amore, come ribadisce Don Nuccio Puglisi. Insieme a coloro che manifestano un disagio ci sono anche tante altre persone che sono pronte in qualche modo, con la loro generosità, la loro disponibilità, ad ammortizzarlo, e questo avviene attraverso tutti i servizi che non solo Caritas ma anche tutte le altre associazioni presenti sul territorio garantiscono ogni giorno. Importante anche l'iniziativa del microcredito sociale Mi fido di noi, con prestiti a tasso agevolato. A Catania la marcia e la parata colorata per il Gay Pride 2025 ha preso il via da Piazza Cavour, snodandosi lungo via Etnea per poi concludersi a Piazza Teatro Massimo. A sfilare per le vie del centro anche Yo-Yo Mayerchik, la militante ungherese portavoce del Budapest Pride, ospite d'onore della manifestazione catanese. L'importanza dei Pride oggi più importante in Europa. Io vengo da Budapest, dove quest'anno il governo ha boicottato con una legge rendendo di fatto illegali i Pride in Europa, e tuttora stiamo combattendo contro quelle che sono le rappresaglie che continuano, e non dobbiamo fermarci, non dobbiamo interrompere la nostra battaglia dei diritti. Ad Agrigento intanto entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Calogero, tanti gli eventi collaterali alla festa più attesa dell'anno, inserita quest'anno nel programma di Agrigento, capitale italiana della cultura. Davide Sardo. È tornato il tempo della fede, della devozione, del popolo in festa. Ad Agrigento entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Calogero, il santo nero, il più amato dagli agrigentini, copatrono della città. Una festa che quest'anno è inserita nel dossier di Agrigento, capitale italiana della cultura. Ad aprire il cartellone di eventi collaterali lo spettacolo Uvenni Ravilla, musica popolare, folklore e artisti di fama internazionale come il chitarrista Tom Sinatra. In piazza Marconi oltre 2000 persone hanno applaudito gruppi come i Dioscuri, i Tamura di Girgenti e l'orchestra siciliana Artisti Agrigentini. Durante la serata ha commosso il ricordo del chitarrista agrigentino Giuseppe Cammarata, scomparso a febbraio, con un memorial a lui dedicato. La pubblicità, poi torniamo per parlare di calcio.
Parliamo di calcio, mancano solo i dettagli per il trasferimento del laterale Salvatore Elia al Palermo. Prossima settimana decisiva, Marco Gullà. Ormai tutto fatto, Salvatore Elia si avvicina al Palermo. L'esterno infatti ha scelto il rosanero e il Palermo, spinto dalla volontà di Filippo Inzaghi, ha deciso di puntare forte su di lui. La trattativa è ben avviata, ma restano ancora alcuni dettagli da sistemare prima della fumata bianca. Lo Spezia chiede circa 2 milioni di euro, bonus inclusi, ma la cifra potrebbe essere limata. Il contratto con il Palermo è già pronto, un triennale che garantirà a Elia un aumento di circa 250.000 euro a stagione rispetto all'ingaggio che invece percepiva in Liguria. Il Venezia ha provato a inserirsi all'ultimo, ma il calciatore non ha avuto dubbi. Il richiamo della Sicilia è stato più forte di tutto. Capitolo portieri, l'obiettivo primario del Palermo resta Emil Laudero, che la società vorrebbe riportare in rosanero dopo l'esperienza positiva della scorsa stagione. Tuttavia la trattativa si presenta tutt'altro che semplice. Il Como non ha intenzione di svendere il giocatore e non è disposto a fare sconti, mentre lo stipendio percepito da Laudero è da calciatore di Serie A. E allora la soluzione potrebbe essere in casa, con Gomis che sarà valutato in ritiro assieme a De Planche. Il Catania, dopo la scelta di Inglese che si è accordato con la Salernitana, deve ricostruire invece l'attacco. In difesa in arrivo Pieraccini. La prossima settimana sarà lanciata la campagna abbonamenti. Marco Carli. Catania è il day after dell'addio di Inglese, con le inevitabili polemiche nei confronti della società in primis, ma anche per alcuni per la scelta del giocatore. Sta di fatto che Inglese adesso è alla Salernitana dell'ex DS Faggiano, che in attacco ha preso anche Ferrari. Confronto al momento impari con un reparto avanzato rossazzurro da ricostruire. I tifosi, orfani del bomber dell'ultima stagione, sono inevitabilmente delusi. La società attende. L'investimento che sarebbe servito per Inglese sarà dirottato ovviamente su altri. Di certo servono almeno 2 punti di livello e una valida alternativa. La domanda è perché non si è provato prima a mantenere in organico l'ex numero 9 durante la stagione. L'ultimo infortunio evidentemente ha fatto venire dei dubbi, svaniti poi con la formulazione della nuova proposta, rivista e corretta a rialzo in seguito. Il finale è stato scritto e il Catania adesso, in vista del ritiro e con le rassicurazioni date a Toscano, deve dare seguito alla volontà di regalargli una rosa all'altezza, con innesti che per l'11 titolare adesso aumentano di numero, anche nel caso in cui Anastasio dovesse, come appare probabile, lasciare la squadra. Molto vicino Pieraccini per la difesa, arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto per gli etnei. Maffei per Alta verso il Trento. La prossima settimana sarebbe previsto il lancio della campagna abbonamenti, già lanciata invece dal Trapani. Il club del presidente Antonini, come sempre è successo nelle varie finestre di mercato, è iperattivo. Dall'apertura ufficiale delle operazioni si succedono 2 o 3 colpi al giorno. La Sorsa, Pedrini e Giron sono gli ultimi, ma ne arriveranno altri. Sondato Battistini del Lecco. Ritmi più compassati, come ovvio che sia in casa della matricola Siracusa, che con il presidente Ricci e il mister Turati vuole dare seguito al progetto. Il nuovo DS Laneri darà a breve l'impulso al mercato. Ipotesi possibile, giovani di valore in avvio e qualche colpo nella parte finale del mercato. Il telegiornale si conclude qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.